Quell'intervento specifico, ma anche altri interventi contestati, spesso a sproposito, sono stati approvati anche in sede nazionale dal Dipartimento Nazionale della Protezione Civile. Noi lavoriamo sotto la supervisione dell'Università di Padova, che è il top in Europa per quanto riguarda l'idraulica. A questo punto noi abbiamo una responsabilità grande, dico noi amministratori, che è quella di fare in modo che la cittadinanza sia in sicurezza. Questa è la priorità su qualsiasi altra cosa, lo dicono le normative, non lo dico io. Ora, noi partiamo dal presupposto che abbiamo visto transitare sul Piave, nella parte terminale del Piave in occasione di Vaia, 2600 metri cubi al secondo. Quel fiume, non lo dico io, ma lo dicono varie università, vari studi fatti in epoche diverse, può esitare fino a 4.000, anzi può veder arrivare fino a 4.800 metri cubi al secondo, quasi il doppio di quello che abbiamo visto. È chiaro che è necessario fare delle opere per mitigare il rischio, e quindi stiamo lavorando in questa direzione. Dopodiché, se qualcuno mi dice guarda che la pianificazione di opere che avete fatto voi in realtà la fa l'autorità di bacino, che è organismo ministeriale, noi siamo solo esecutori, ma se qualcuno mi dice quelle opere non vanno bene perché io ho delle opere alternative che garantiscono di esitare 4.800 metri cubi al secondo in tutta tranquillità, io sono aperto a guardarle, a verificare, a controllare i calcoli. Non io, ma ovviamente l'Università di Padova a cui ci appoggiamo. Però devono esserci calcoli che sostengono questi dati, perché tante volte ho sentito basta pulire. Non è così, è un po' più complicata la cosa, no?